Ultima giornata del campionato di seconda categoria Girone C. Al campo Sandro Pertini si decide la zona playoff. Si affrontano San Giovanni Battista e Pontedecimo, momentaneamente seconda contro quarta della classe e distanziate da 4 punti. Partono meglio i padroni di casa con il tiro a giro largo di Minetto, trovato da Rebecchi al 10° minuto. Il Pontedecimo risponde al 17° con il colpo di testa da corner di Fravega che viene controllato da Siri. Ancora Rebecchi prova la conclusione con il mancino, ma non supera Corsini. Ci riesce invece Ruberto al minuto numero 43. Splendido il colpo di testa del difensore centrale in maglia numero 6 che angola la traiettoria in modo imparabile sul secondo palo e trova il gol del vantaggio per i suoi. Dopo l'1-0 il San Giovanni Battista è più sciolto e calcia ancora una volta con Rebecchi dopo una bella triangolazione nello stretto, ma si va a riposo sul risultato di 1-0 per i gialloblu di Rignanese. La seconda frazione si apre con un Pontedecimo sin da subito più frizzante e propositivo. Ci provano in serie prima Pasti, che prova a fare girare il tiro, e poi Caselli, che arriva a colpire prima di tutti sul secondo palo, ma non riesce ad inquadrare lo specchio. L'occasione più lampante al 65° è questo ottimo tiro di Balestrero che si infrange sulla traversa e non varca la linea di porta. Minuto 77. Viene espulso per proteste con un rosso diretto Pasti. Questo è un punto di svolta del match perché sul ribaltamento di fronte l'azione parte da De Grecis, viene rifinita da Rebecchi e chiusa in porta da Sadichi per il gol del 2-0 del San Giovanni Battista, che indirizza fortemente questa partita. Il Pontedecimo ha un ultimo sussulto con il tiro di collo pieno di Fravega dalla distanza all'80°, prima del definitivo 3-0 che viene siglato in ripartenza ancora da Sadichi. Il bomber del San Giovanni Battista viene questa volta servito da De Grecis, è bravo ad appostarsi sul secondo palo e a non fallire con il piattone, l'appoggio che gli consegna la doppietta di giornata e sono 23 ora i gol stagionali del vice capocannoniere del campionato. Come se non bastasse, il Pontedecimo chiude anche in 9 uomini per l'espulsione, ancora per proteste, del portiere Corsini. Finisce 3-0, il San Giovanni Battista chiude al secondo posto con 54 punti e attende la vincente del primo turno playoff a cui non potrà partecipare il Pontedecimo, che termina l'annata quinto in classifica.